Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo alla Royal Rumble, voglio fare una Royal Rumble così non ci voglio credere. Parto con il numero 1, no, ho scelto Triple H, con che numero potevo partire l'1, ma puttana troia, bene, molto bene. Purtroppo mi ho dovuto togliere l'audio per il rischio di copyright. Oh, Mark Henry, ok, vediamoci questa, tanto finché non c'è l'acceleratore mi tocca giocare così. Vai. Ricordo che il livello è leggenda. E ho messo anche le barre a favore della CPU. Quindi sarà dura. Ecco. Come potete vedere non è più facile come il video. Mark Henry sarà impossibile vincere la Royal. Aia. Mark Henry mi sta già massacrando. Bravissimo The Game. Ancora reversal. Premi rapidamente. Ok, è un attimo ricordarmi. Vai. Bravissimo The Game, però stiamo già soffrendo, fioi. Entra Daniel Bryan. Ancora, vaffanculo. Bravissimo The Game. Adesso lasciamo lavorare un po' Daniel Bryan, ragazzi, in questa Royal Rumble. Cazzo, però come primo veramente una sfiga colossale, fioi. Daniel Bryan sta colpendo Mark Henry in maniera molto beffarda. Vai, vai, ragazzi, spaccatevi il culo, spaccatevi il culo. Royal Rumble 7, vediamo il quarto. Speriamo sia uno scarso, dai, fioi. Ecco, ti pareva? Daniel Sandon. Questo me lo piglio io. Vai, The Game. Bravissimo Triple H, dai. Pian pianino. Daniel Bryan si salva intanto. Grande The Game. Proviamo a buttare giù Sandon. Ok. Si salva, è appena entrato il figlio di puttana. Mamma mia, bruttissima. Attenzione, Mark Henry rischia. Mark Henry va fuori e ciao Mark Henry. Vai. 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 Attenzione, Bryan rischia e si salva Bryan, porco. Merda. Eccola là che rischiamo ancora. Veloci. Bravo The Game. Porca puttana, però proprio col numero 1 dovevo entrare. Triple H ammazza fuori Daniel Bryan. Mr. Yes, yes, yes. Vaffanculo, il barbuto della WWE mi sta rompendo i maroni. Ecco, troppo presto, vaffanculo. Entra il Brocca. Here comes the pain. Spinebuster di The Game. Scatenato. Vai The Game. Regalami. Tanto sta rischiando. Ziggler. Attenzione The Game. Pedigree di The Game. Pedigree di The Game. Ciao, ciao. Ciao, ciao Bryan. Adesso Bryan lo posso buttare giù. Buttiamolo giù. Merda. Vaffanculo Brocca. Perché il Brocca deve rompere i coglioni. Entra Sheamus. Sheamus è una bella osso duro. Vai che lo buttiamo giù. No, ho sbagliato. Vai che buttiamo giù subito il Brocca. Dai che godo col Brocca fuori. Dai che godo col Brocca fuori. Ciao. No, si salva il Brocca. Fuori Bryan intanto, grande Ziggler.
Ancora qua. E in due, vabbè. No, meno male che culo. No, ancora rischio. Ho sbagliato ancora. The Game è la frutta però. Attenzione, fuori anche Sandon. Sheamus fa una gran cosa, qua. E... Triple H, grazie. Grandissimo. Super Royal Rumble, ragazzi. Super Royal. Buttiamo fuori il Brocca. Buttiamo fuori il Brocca per piacere. Sarebbe fondamentale. No, ho sbagliato io. Il Brocca si salva. Bravo The Game. Dai che slegherei a pezzi. Dai che Dolfino è distrutto. Merda, si salva Ziggler. Randy Orton. Entra Randy, fioi. L'uomo più cool della WWE. Merda, Brock Lesnar deve sempre rompere il cazzo il Brock. Adesso rischio. Adesso rischio veramente. Aia in due addirittura. Bravissimo, madonna, mi sto salvando il culo veramente. E che ho messo Triple H che è una bestia, ma... Mamma mia quanto ho rischiato. Non riesco più a difendermi, ragazzi. Triple H è andato. Bravo Sheamus, si è buttato fuori te. No, maledetto Sheamus. Che culo, qua mi ha salvato il Brocca. Chi cazzo è entrato? Oddio, Seth. È entrato Seth. Si salva ancora il porco di Sheamus. Bravo Sheamus. Merda. Mamma quanto sto soffrendo, ragazzi. E The Game distrugge Randy Orton. Sono stanco però. Ma perché Sheamus deve rompere il cazzo a me? Merda. Sono fuori. Quasi certa... Grandissimo The Game, si salva ancora. Ancora Sheamus contro mossa pesante. Entra RVD. No, Seth mi vuole buttare fuori. Seth mi vuole buttare fuori. Mi salvo ancora, ma sono veramente quasi finito. Bravo. Buttare fuori subito RVD. Che cazzo, che culo! Che culo di merda. Ciao RVD, appena entrato fuori. Anche Sheamus è fuori. Anche Sheamus è fuori. Doppio godimento. Merda. Merda, cosa vuole fare? No, no, no. Salvato. Rollins vuole buttarmi fuori. L'uomo dei capelli curiosi vuole buttarmi fuori. Fuori. Sono fuori. Ragazzi, siamo al numero 26. Stone Cold. Steve Austin. Io mi sono scelto il numero 28 per questa ultima parte della Royal Rumble. Vediamo se riusciamo a vincere. Col 28 è probabile, però in realtà l'abbiamo persa perché con Triple H fatalità siamo entrati col numero 1. Solita sfiga come indiana delle Royal Rumble. Fuori Battista, ragazzi. Adesso sono pezzi da 90, ci sono. Battista si incazza. CM Punk dentro da parecchio, veramente parecchio. Cody è appena entrato. Stone Cold già rischia, alleanza contro Stone Cold perché sanno che è uno dei migliori. Ma non vedo l'ora di poter scaricare l'acceleratore, cazzo, io speravo di averlo subito. Attenzione, Stone Cold rischia già. Stone Cold rischia già. Attenzione, Undertaker 27 e poi tocca Veneziano, mamma mia. Avere Undertaker non è positivo. Attenzione, Stone Cold vuole buttare fuori Cody.
Stone Cold vuole eliminare Cody. Ciao Cody. Rischia Cody con Stone Cold. Rischia Cody con Stone Cold. Infatti, beh, cioè, Stone Cold è Stone Cold. Però è entrato anche Undertaker, fio, i mosso cazzi. Attenzione, CM Punk. Stone Cold prova subito a eliminare Undertaker, che sa che ha un potenziale. Vediamo che mi becco io, spero no. Beh, Ryback, vai. Che palle. È sempre meglio del Rio. Ok, so Ryback. Vai, vai, butta fuori Stone Cold, bravissimo Undertaker. Dato che Ryback non è il massimo. Aia. CM Punk non è dentro da poco, ragazzi. CM Punk è un outsider perché è entrato col numero 21 o 22 mi sembra, quindi non male CM Punk. Grande Ryback, dai. Aia, attenzione, where is the Big Show? Questo sono cazzi con Big Show, Ma no, proprio non mi trovo con Ryback, che sfiga. Non te capitarmi Big Show. Buttiamo fuori CM Punk che è stanco. Niente, ragazzi. Ho messo il livello di difficoltà duretto adesso, Tanto fuori Undertaker, amici. Fuori Undertaker. Questo è un bel colpo di culo, grande Ryback. Vai Ryback. Molto bene, adesso entra l'ultimo. No, cazzo, no, subito fuori però. Madonna che scarso che è Ryback, è già così. Merda. Bravo Ray. Alberto Del Rio è sempre con me l'ultimo, cioè incredibile. Ne sono rimasti 4, fio. Rischio di perdere anche Ryback è una merda, No. Ryback si salva ancora CM Punk, comunque complimenti. Veramente tanto CM Punk. Non conosco bene le mosse di Ryback, purtroppo. Bravo Ryback, qua si salva Ryback. No, cosa mi ha fatto CM Punk, maledetto. Mamma, cosa mi ha fatto CM Punk. Ora CM Punk è finito, CM Punk è finito. Bravissimo. Niente fake. Questo livello è bello tosto, Non può pararmi anche questa. No, ho sbagliato io. Ho sbagliato. Ma porca troia. Grande Ryback. Grande mossa. Intanto Del Rio butta fuori Big Show. Pazzesco. Aia. Ryback si salva. E siamo rimasti noi tre. Siamo rimasti noi tre. Siamo rimasti in tre. I Big Three, fioi. Dai, Del Rio, fuori dai coglioni. Vai, 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 buttalo fuori. Una CM Punk. No, c'ho CM Punk. Ha fatto anche troppo. Però sarebbe meglio che andasse fuori Del Rio, cazzo, che è più fresco. Se devo fare la mossa speciale. Merda, vabbè, però. Non ne paro una, Cristo. Devo allenarmi bene, per l'universo. No. Aia. Si rischia. No, bastardi. Bastardi. E mi salvo all'ultimo. Ci salviamo all'ultimo.
Bravo Ryback. Te l'ho parata però, merdaccia. Del Rio qua fa una gran mossa. Me la para subito Del Rio, adesso rischio anche. E adesso rischio. Ai ai ai. Rischio di andare fuori. Grande Ryback. Ancora. Vado fuori. Grazie CM Punk, ti lovo. Ti lovo CM Punk. E la sfida sarà Del Rio Ryback. Sì. Sì. Adesso devo stare solo attento a cercare di non perderla. Merda. Grandissimo Ryback. Ryback ci prova. Ryback ci prova. Merda. E vabbè. Sì. Yes. E vado a vincere con Ryback. Grandissimo Kume. Mi è andata bene che sono stato col 28, però non avrei mai vinto se no. Buono raga, abbiamo visto sta Royal Rumble, chiaramente una Royal Rumble pesantemente, insomma, come si dice, con Triple H abbiamo visto, sono stato col numero 1, purtroppo sono uscito dopo 10-11 lottatori, col 28 invece ho avuto un po' più chance, però sono stato anche fortunato. C'è da dire che sul livello cercherò di tararlo perfettamente, adesso siamo quasi perfetti, comunque in 1 contro 1 penso che ho il 45% di possibilità di vincere, perché avete visto quante volte mi parano le mosse. Quindi raga, adesso piano piano troviamo l'esatto livello di difficoltà, così poi nella Universe siamo a posto. Quindi questi match ci servono per capire bene come fare la Universe. Ok raga, un saluto da Cubendo. Bene siate. Ciao!